Stasera io porto intanto i saluti dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, che insieme a Coordinato Turismo ha organizzato questa settimana all'insegna dell'informazione e della formazione. Abbiamo cercato di portare io e Cortina qualche momento di dibattito sui temi che riteniamo tra i più importanti del momento, sia per i giornalisti ma non solo per i giornalisti. E tra questi ovviamente, tra i temi principali che sono sull'agenda, come si usa dire, c'è quello come sta cambiando il modo di informare grazie alle tecnologie. Non uso neanche il termine nuove, perché ormai non sono più nuove, anche se per tanti di noi sono ancora un motivo di sfida e di tentativo di capire, di riuscire a governarle al meglio per lavorare meglio. Oggi ne abbiamo parlato tanto, visto che abbiamo avuto la fortuna di avere Simona Panseri e Google, la giornata di Google, e questa sera parliamo di come sta cambiando il modo di informare sui siti. E credo sia uno dei temi importanti, perché attraverso i siti, soprattutto delle grandi testate, passa gran parte dell'informazione. Io mi fermo qui e lascio la parola alla nostra coordinatrice di oggi e a te la presentazione di tutti. Grazie. Buonasera, come giustamente ha detto Gianluca, è tutta la giornata che parliamo di informazione, nuova informazione, quindi informazione sui siti, sul web, eccetera. Non possiamo negare che ormai oggi siamo informati in un modo assolutamente velocissimo e simile alla simultaneità. Basta avere uno smartphone, un tablet e arrivano non solo notizie ma anche immagini proprio in tempo reale. Quindi chi fa informazione deve per forza fare i conti con queste tecnologie, se vogliamo ancora chiamarle tecnologie, perché sennò rimaniamo comunque tagliati fuori. Stasera parleremo di informazione, di nuova informazione, con i miei ospiti. Leggo perché le qualifiche sono importanti, sennò poi si arrabbiano. Allora, Fabio Bogo, direttore Affari e Finanze e vice direttore di Repubblica, benvenuto. Luca De Biasi, il Sole 24 Ore. Jacopo Gori, responsabile del Corriere.it. Vi siete scambiati di posto, per cui insomma. Massimo Russo, vice direttore della Stampa, e Stefano Nicolo, fondatore di YouReporter.it. Allora, le notizie si stanno spostando sempre più sul web. Diciamo che la pubblicità è forse uno dei fattori più sensibili. Difatti i quotidiani perdono il 10% di pubblicità e acquistano invece 10 punti di pubblicità i siti. Allora, ti chiedo, prima domanda, che cosa vuoi dire questo? Credo che sia normale. La pubblicità va dove teoricamente ci sono più acquirenti, dove teoricamente ci sono più persone che possono vedere le notizie. È vero che il calo della pubblicità è legato soprattutto, quando si riguarda l'aspetto cartaceo, al calo delle copie, che è fisiologicamente in corso da diversi anni e sta invece crescendo a seconda dell'ampiezza della direzione della comunicazione. Va detto che da un punto di vista degli equilibri di bilancio non ancora la crescita della pubblicità su internet riesce a compensare il calo della pubblicità su carta. Cioè, per un'azienda editoriale che ha sia carta sia internet, il grosso delle risorse economiche e pubblicitarie provengono ancora dalla carta. Questo perché ci sono probabilmente alcuni tipi di pubblicità che sono più adatti, più idonei a essere guardate, osservate sulla carta. Penso sempre alla pubblicità della moda, quelli grandi stilisti e grandi cari preferiscono ancora tendenzialmente la carta perché uno ci si può soffermare di più e soprattutto perché forse è diverso il tipo di atteggiamento che ha il lettore di carta rispetto all'utente della notizia su internet. L'informazione su internet è tendenzialmente più veloce perché viene fruita sul computer, viene fruita spesso sempre di più sul telefonino, per cui guardare una borsa, una pelliccia sul telefonino non è particolarmente agevole, molto meglio guardarlo su una rivista patinante. È importante però quello che tu ci hai ricordato, perché tutte le aziende editoriali devono avere un bilancio sano. Cosa significa? Non tanto per fare dei profitti, perché sicuramente sono importanti anche quelli per chi fa l'editore, ma soprattutto perché avere un bilancio sano garantisce per un'azienda editoriale la sua totale indipendenza. Quindi io mi auguro che prima o poi si arrivi a un equilibrio dei canali pubblicitari che possono mantenere in piedi sia l'una sia l'altra piattaforma. Diciamo. La carta, come hai ricordato, è in calo tendenziale dal punto di vista delle copie, internet sta salendo, ma ancora le due correnti non si stanno fondendo per dare una
giusto che speriamo che lo facciano. In altri paesi questo equilibrio viene raggiunto anche però invece facendo pagare anche l'informazione internet, che in Italia è quasi completamente gratuita. Mi hai rubato la domanda successiva, che è quella appunto di questa informazione. Tanto parliamo, scusami se ti interrotto, volevo chiedere a Luca il punto di caduta. Allora, il punto di caduta tra giornali e siti web, qual è secondo te? No, è passato questo tema, nel senso che perlomeno il Sole 24 Ore sta vivendo un'esperienza abbastanza particolare, perché le copie vendute digitali le calcoliamo prendendo in considerazione il sito, le app e le forme di abbonamento miste carta digitale. A questo punto, considerando la diffusione, cioè il numero di copie che la gente compra, è diventato il Sole, come sappiamo, da qualche tempo il secondo giornale più diffuso d'Italia dopo il Corriere, ma è decisamente primo nella vendita di copie digitali. Questo è una somma abbastanza complicata di copie che si vedono con il web, copie che si guardano con tablet e lo smartphone. Non è stranissimo, perché il Sole è sempre stato un giornale di abbonamenti oltre che in edicola, per il suo connotato di servizio molto rilevante, quindi si comprende, però dimostra una possibilità anche per molti altri giornali di riconfigurare un rapporto con i lettori che non sia basato soltanto sulla pubblicità per quanto riguarda il digitale, ma anche l'acquisto, l'abbonamento. Detto questo, da qui c'è moltissima strada da fare, forse arrivo alla tua domanda. La prima cosa assolutamente chiara è che il giornale non è la sua carta, ma la sua redazione, la sua comunità, i suoi temi, eccetera. E quindi finiremo più o meno, prima o poi, di parlare di questa sì, compresa la questione della cannibalizzazione, che è stata un tema molto di retroguardia, ma comunque per molto tempo problema, dicendo invece che il nostro pubblico va servito nel tempo della sua giornata con tutte le modalità a nostra disposizione. Alla mattina presto prende lo smartphone e prende le breaking news, arriva in ufficio e approfondisce o se è in uno studio con il giornale di carta o sul web. La sera potrebbe approfondire con dei video un po' più semplici da guardare. Questo è quello che fa Financial Times, questo è quello che fanno altri gruppi, diciamo, del genere Sole 24 Ore, molto noi più modestamente, insomma. Ecco Massimo, volevo chiederti una cosa invece, le all news adesso sono, dicendo all news, quello a cui faceva riferimento Luca, diciamo, sono vecchie. Le nuove all news possono essere i siti a vostro giudizio? Ma io credo che c'è stata una fase di crescita, di affermazione di internet, non solo in Italia, ma soprattutto in Italia, che ha visto l'all news come la caratteristica dominante dell'informazione online, e in questo senza dubbio Repubblica.it ha avuto il primato iniziale, perché è partita prima di altri, poi ha scavato una strada sulla quale poi gli altri, il Corriere, tutti quanti, insomma, sono andati, e inventando anche un modello che è abbastanza diverso da quello che si trova in altri paesi, perché certo la rete consente la velocità, certo la rete consente la simultaneità, eccetera eccetera, ma in realtà questa idea dell'istantaneità dell'informazione con numeri così ampi è una peculiarità italiana. Se tu prendi i numeri dei siti generalisti dei quotidiani italiani, sono più alti di quasi tutti
i numeri dei paesi europei e americani. Togliamo di mezzo il New York Times, ma se tu vai a vedere l'Inghilterra, il primo sito, a parte il Daily Mail, non è un giornale, ma è la BBC. Guarda indietro. Se vai negli Stati Uniti trovi CNN, trovi Yahoo News, trovi MSNBC. Allora, questa peculiarità italiana che ha saputo realizzare una ricetta abbastanza autonoma rispetto a quello che hanno fatto altri paesi, in realtà in questo momento potrebbe essere un limite, perché da questa fase all news, dell'istantaneità, del tempo reale, della velocità, si tratta invece di passare a una fase in cui tu porti tutto il senso del giornale, la qualità del giornale, proprio perché, come diceva Luca prima, questa dicotomia tra questi due mondi alla fine in qualche modo dovrà essere superata, altrimenti rischi. Anche perché indietro non si torna. Anche perché indietro non si torna e rischi di avere la parte più importante del tuo elettorato. Tutti noi lavoriamo in giornali che oramai sono visti molto di più attraverso gli schermi, i tablet e gli smartphone di quanto non siano letti sulla carta, e rischi di avere la parte maggiore del tuo pubblico che in realtà ha un'informazione qualitativamente meno elevata di quella che tu offri invece nella tua visione cartacea. Quindi io credo che la fase all news, per rispondere alla tua domanda, sia già in qualche modo superata. Ora si tratta di portare il senso all'interno dei nostri siti. Questo è il passo successivo, nel quale, a mio parere, siamo ancora invece un passetto indietro rispetto ad altri paesi. Ecco, qual è invece, allora intanto volevo presentare un outsider, diciamo, prima di passare chi conosce YouReporter di voi? Allora, chi fa il nostro lavoro, intendo i giornalisti, i professionisti, YouReporter lo vede, soprattutto se si tratta di televisioni, come il fumo negli occhi, perché loro arrivano dappertutto. Perché in realtà, mentre tutti i giornali, i telegiornali, cercano di, perdonatemi il termine, di procurarsi clienti, loro invece i clienti ce l'hanno già belle pronti, perché fanno a gara per scrivere, scusate, per mandare video, per informazioni, tutto sui loro siti, che poi loro giustamente mettono a caratteri cubitali il logo, dal quale non si può prescindere. Allora, ci spieghi, Stefano, come funzionate, come vi è venuta in mente l'idea? Intanto, dici la tua età. Beh, io ho 30 anni, il già ragazzo, avevi? ho iniziato, guarda, YouReporter è stato lanciato nel 2007, cioè l'idea nasce nel 2007, tra l'altro con un amico del liceo che era ancora più giovane di me, l'avevo conosciuto sul Pullman. Poi vabbè, l'idea è stata condivisa anche da altre due persone che erano più grandi di noi, erano molto più navigate, però siamo partiti nel 2008 e appunto con questa idea, che era un'intuizione abbastanza banale, quella del fatto che questi dispositivi si sarebbero gradualmente diffusi sempre più e dunque ci poteva essere una mole di immagini da intercettare. Io all'epoca facevo uno stage presso una televisione, presso Canale Italia, e lavoravo da Milano, e quindi mi stavo rendendo conto ogni volta che mi mandavano su una notizia che di fatto nel momento in cui arrivavo le immagini migliori 9 su 10 erano passate. Incontravo magari delle persone con i loro telefoni o ancora con delle videocamere molto vecchie, il VHS addirittura, o se no i video 8, che mi proponevano e mi facevano vedere le immagini che avevano girato sul momento. E allora a quel punto capimmo subito la difficoltà di prendere fisicamente le immagini e di metterle in onda, perché internet ancora non, siamo nel 2007, ancora le chiavette da collegare ai computer, che ora sembrano una banalità, o gli hotspot del telefono, sì, certo, non c'erano. Quindi c'era proprio innanzitutto una difficoltà tecnica. Da lì, intuizione dopo intuizione, condivisa con gli altri soci, abbiamo ideato questa piattaforma che per fortuna è partita subito molto bene, al di sopra delle aspettative. Ecco, come intercettate il vostro pubblico? Allora, il pubblico è stato intercettato di fatto per emulazione, nel senso che gli utenti hanno iniziato a vedere che veniva dato ampio risalto a determinate notizie che chiaramente erano molto visuali, quindi incidenti di piazza, eventi meteorologici,
Quindi gli utenti hanno iniziato a vedere che il sito era invaso da questo tipo di immagini ed erano le immagini che più facilmente potevano inviare. Tra l'altro all'inizio avevamo insistito molto sulla categorizzazione delle immagini, avevamo lanciato anche una categoria che si chiamava Dalla mia finestra, e questo è stato ha avuto un buon successo, perché grande parte dei video migliori che siano arrivati in questi anni, dalle alluvioni o anche incidenti di piazza, sono stati girati proprio dai balconi, dalle finestre, perché è quell'habitat che permette di fatto alla gente di poter girare con tranquillità delle immagini che ad esempio anche nel corso di una manifestazione non sarebbe possibile girare da terra. Magari chi non è professionista, chi magari non sa sotto il lancio dei lacrimogeni, ma da casa sua si sente sicuro di riprendere. Quindi abbiamo ricevuto immagini veramente notevoli e poi col passare del tempo la parte meteorologica è diventata sempre più preponderante, perché inevitabilmente poi ci sono eventi molteplici da questo punto di vista e gli utenti continuano per fortuna a mandarci tantissime immagini, soprattutto con una grande tempestività, perché ecco, questo è quello esatto. Che media c'è? Cioè, con che tempistica rispondono, per esempio, cioè maltempo, un grosso maltempo, insomma, con che tempistica rispondono? La settimana scorsa c'è stato questo violento tornado che ha colpito il Veneto, vicino a Venezia. Il tornado è stato alle 17:15, alle 17:25 c'era già il primo video che mostrava il cono della tromba d'aria. Ancora non era affatto chiaro che ci fossero stati dei danni significativi, però è stato un primo indizio molto rilevante, perché l'ANSA è arrivata molto dopo e quindi questo, poi successivamente sono arrivati molti altri video. C'è da dire che poi dipende molto anche da tutta una serie di variabili importanti, come il funzionamento delle reti telefoniche. In quel caso le reti telefoniche funzionavano, quindi non erano cadute, e allora gli utenti hanno subito mandato le immagini. Ci sono dei casi per cui ci vuole più tempo, però di solito, almeno su eventi molto grandi e che accadono in zone piuttosto popolate, se la notizia è veramente importante, nel giro di mezz'ora massimo delle immagini arrivano. Ecco. Jacopo, come ci si confronta con realtà come questa? Cioè come si collabora, si tenta di collaborare, non si considerano, perdonatemi. Noi gli abbiamo dato 1.500.000 euro, di cui 100.000 erano mia, proprio personale di famiglia. Non è che sono molto contento di aver dato tutti questi soldi a Stefano, con tutto il rispetto e la stima. Questi 100.000 dovuto rendere, ma aveva detto che avrebbe fatto presto, e invece vedo che ancora non ci sono. State ancora aspettando? Stiamo ancora aspettando. Ci si confronta alla mia azienda, di cui io posso parlare per la parte editoriale, non c'è per quella aziendale, ha scelto come opzione di comprare il Reporter. Io, con la massima tranquillità con cui credo sia lecito ognuno di noi faccia conto di se stesso, come ho detto a Stefano, sono stato molto contento per lui e gli ho fatto i miei massimi complimenti, però secondo me un prezzo sbagliato, cioè il Reporter non vale 2.500.000, ma non perché io non sia d'accordo con il mio amministratore delegato, ma perché non era la cifra che, anche perché il problema vero di tutto quello che mi preoccupa nel lavoro che faccio, da quando mi sono messo a lavorare sul web, che oramai sono tanti anni, è vivere una vita di numeri, no? Uno pensa che fa il giornalista, guardi le notizie, invece io guardo i numeri tutte le mattine, tutte le sere, e i numeri che da anni mi interessano di più non sono quelli del traffico, perché si potrebbe aprire una discussione importante su quanto traffico fanno i siti italiani e perché fanno tanto traffico rispetto ai siti stranieri, e forse non sarebbe la cosa più interessante della serata. Ma c'è un dato che diceva Massimo prima. Sì, però c'è un dato di fondo, che abbiamo aumentato in maniera esponenziale la presenza di notizie, di lettori e di utenti, ma abbiamo drasticamente ridotto i ricavi. Non è un problema italiano, è un problema. I nostri amici americani che fanno un traffico di noi hanno pensato prima a come fare un po' di numeri economici. Io non mi interessa quanti streaming e quanto traffico fa il mio sito, mi interessa sapere quanto riesco io a fatturare da questo traffico, perché a fine mese ancora, nonostante Twitter, nonostante tutti quelli che negli anni ci hanno succhiato contenuti, perché con tutto l'amore e rispetto che devo a Google, so che Google ha mangiato il nostro lavoro, no? Ha mangiato perché sono stati bravi noi, perché ce l'hanno pubblicizzato e perché ci hanno messo la pubblicità sopra, cosa noi non siamo stati bravi a fare, se no saremmo in California qui. Per cui io mi preoccupo di numeri. Da qualche anno mi interessa più sapere quanto traffico faccio, ma quanto fatturo.
E la questione grossa che c'è in Italia e nel mondo è capire chi è disposto a pagare per essere informato oggi. Perché il paradosso che viviamo è che viviamo in una società iperconnessa, iperinformata, ma in cui nessuno accetta di pagare per essere informato. Perché io, se domando qui stasera chi dei presenti ha un abbonamento digitale, ci sono 4 eroi che io inviterò a cena dopo, a cui pagherò. Ai quotidiani. Ai quotidiani. È un pubblico molto particolare. Io l'ultima volta sono andata al Politecnico a parlare agli studenti di 25 anni, è giusto non siano lettori del Corriere, però nessuno di loro ha un abbonamento digitale. Il problema è che nessuno di loro compra un giornale cartaceo e noi a fine mese abbiamo una busta paga. Quindi il problema è capire come l'informazione oggi, che è diventata una commodities, perché è una commodities, noi siamo in grado di, e qui ci sono varie teorie, questa che faceva Massimo prima nel discorso, molto importante capire come noi si riesca a portare il break-even dei siti che vanno a pagamento, parla del 7-8%. Vuol dire che noi, su uno studio teorico, un sito come Repubblica, che è un sito che sta avanti al Corriere del 15% dei media utenti, un sito che nelle giornate loro fa 3 milioni, 4 milioni di utenti unici, noi ne possiamo fare 3,7, 3,6. Se pensate quanto è l'8% di 3 milioni e 6, capite che veramente stiamo parlando di una quantità molto minima di gente che è disposta a pagare, e nessuno ancora in Italia ha fatto quel salto. Certo, il Sole ha un'esperienza diversa, il Sole è come i vostri giornali, loro hanno un prodotto che hanno solo loro. L'informazione generalista non paga, bisogna capire chi sull'informazione alta, qualificata, profonda, è disposta a pagare. Il problema è che ci sono motori di ricerca, nel senso che L'Espresso aveva una notizia che aveva solo Espresso, dopo 5 minuti tutti i siti italiani e nessuno aveva la notizia, perché questo è il mondo dell'informazione. Quindi è un tema che non è un tema italiano, è un tema dell'informazione generale. Io ho avuto la fortuna di ascoltare il direttore del New York Times, e loro hanno aumentato del 20% il traffico e le revenues lavorando sui social e sull'indicizzazione. Noi per esempio, quanto Google ci ha mangiato prima, quanto ne abbiamo bisogno noi ora, perché oramai gli utenti, i lettori che vengono sul Corriere o su Repubblica sono quelli, non aumenteranno più, sono quelli. Tutti gli altri arriveranno dai motori, arriveranno dai social, è lì che sta la nostra. Poi una volta che sono dentro, cliccano e trovano un muro. Sì, io vi vedo un pochino tutti anche noi un po' rassegnati a questo, cioè nel senso come se perché tutti dicono Google, per carità, sarà un mostro sacro, ma ci sarà qualcosa da fare, nel senso ci potrà essere un modo per far pagare le notizie, ci fanno pagare tutto, possibile che non riescano a farci pagare. Però se tu pensi a Spotify, quello che è successo nella musica, è difficile farsi pagare, cioè ci sono dei servizi che ormai le persone non sono più disposte. Io pago per il treno, per l'albergo, ma per le notizie io sono disposto a pagare. I numeri sono molto bassi. Cioè noi si sta parlando tutti del New York Times. Il New York Times ha lanciato un'applicazione su smartphone a pagamento, ora l'ha messa gratis. Loro vivono in maniera diversa gli esperimenti, noi li viviamo come successi. Loro sono giustamente americani, provano, se la cosa va la fanno, se non va la chiudono. Ma il New York Times, stiamo parlando del leading newspaper in the world, quello inglese, quanti abbonati ha al digitale il New York Times? Il New York Times ha 800.000 abbonati al digitale, che è un numero, se mi permettete, esiguo. Perché è esiguo? Perché un giornale autorevole in lingua inglese, e per cui la questione è portare dei contenuti autoriali, possibilmente proprietari, su tutte le piattaforme. Io la questione, quando trovo colleghi su Via Solferino, non lo fanno quasi più, che mi dicono voi siete il futuro, la tentazione è la testata, perché noi siamo il passato, cioè la funzione da PC è una funzione che è in cava anche in Italia, oggi sono altre, e siamo indietro sugli smartphone. L'iPad per esempio è stata una cosa che tutti ipotizzavamo avrebbe dovuto avere uno sviluppo che non ha avuto, che gli iPad non sono stati venduti quanto tutti all'inizio pensavamo che fosse. Ora c'è lo smartphone, e lo smartphone non so, l'iWatch non sono in grado di saperlo, so che lo smartphone ha dei numeri di crescita impressionanti, quanti ne interrompiamo e quanti siamo bravi a farli pagare. Purtroppo la nostra sopravvivenza non è un calcolo commerciale, lo diceva, scusami non mi ricordo il tuo nome, Fabio all'inizio, la qualità della nostra informazione dipende dalla nostra dipendenza. Se noi abbiamo lo stipendio dal nostro editore possiamo lavorare, se noi non abbiamo lo stipendio è chiaro che si va a fare altro, per cui l'informazione deve essere
retribuita, io credo. Il problema è, scusami, che ho parlato troppo. No, volevo dire due cose. Sì. Uno, che tu sei stato al New York Times, a me quando sono andato lì mi hanno spiegato, mi hanno domandato, ma se qualcuno di voi prende una delle vostre notizie e la mette improvvisamente in rete, voi che cosa fate? A noi succede quotidianamente, non certo ricordare. Cioè noi abbiamo un ufficio legale e probabilmente la giustizia americana è tale che blocca il sito di divulga la notizia, quindi noi abbiamo questa anomalia sostanzialmente. A Massimo volevo dire questo, che ha perfettamente ragione quando dice che il nostro futuro non sarà quello del news ma sarà quello dell'informazione di qualità. Allora pensavo a quello che è accaduto meglio? Non siamo capaci di accedere a un microfono, ma siamo capaci di fare informazioni tecnologiche. No, volevo dire questo, quello che è successo questo mese con la crisi greca ha segnato secondo me uno spartiacque importante, anche un punto di fusione tra l'informazione internet e l'informazione quotidiana, nel senso che l'importanza di quello che è accaduto è una notizia così lunga che è camminata per 1 mese e mezzo, 2 mesi tra vertici, minacce di referendum, scontri politici eccetera, ha creato necessariamente anche nel fruitore di notizie via web la necessità di avere un'informazione di qualità. E come sempre accade, quando una cosa spinge in avanti, quello che si sente spinto deve trovare un altro spazio. Allora, che cosa è successo a noi, per esempio, a Repubblica? Che, specialmente sul sito di Economia e Finanza, abbiamo cercato di dare sotto forma di infografica una spiegazione di quello che stesse accadendo in Grecia. Cosa accade se c'è il Brexit? Cosa succede all'euro? Devono tornare alla dracma? Come la stamperanno? Fino a fare? E abbiamo dato questo genere di informazioni, che era un'informazione che qualche anno fa avrebbe dato esclusivamente il quotidiano. Quindi il quotidiano che cosa può fare per contrastare l'uso in maniera sbagliata, perché è la stessa piattaforma, tutta informazione, lo stesso gruppo, queste informazioni, deve cambiare tenore. E quindi su che cosa andiamo? Benissimo, andiamo su qualche scrittore, su qualche letterato, su qualche sociologo, su qualcuno che ci spieghi perché Germania, Grecia ed Europa stanno litigando su questo. E devo dire che la cosa ha pagato in termini sia di audience dal punto di vista della rete, sia di audience dal punto di vista del giornale, perché nei giorni del top della crisi la Repubblica.it ha avuto ovviamente un boom di contatti, di pagine viste, ma Repubblica di Carta ha avuto 30.000 lettori in più il giorno, per esempio, del referendum, e ne ha avuti mediamente tra i 5 e i 6.000 nei giorni più caldi. Quindi voi vedete che in questo modo siamo riusciti a riequilibrare. È lo sciopero del Corriere. No, non era quello. I 30.000 li abbiamo fatti il giorno del referendum. Quindi la qualità dell'informazione si può declinare ancora diciamo su carta e sul web. Quando dico carta non intendo dire soltanto il prodotto di carta che si compra il libro, ovviamente sono d'accordo che so che sta facendo molto bene, anche noi abbiamo una copia replica digitale che ha diciamo un discreto successo, mi sembra che i nostri abbonati, se non ricordo male, uscirono tra i 55 e i 60.000, quindi un numero abbastanza soddisfacente che permette sempre il discorso che faceva Jacopo dell'indipendenza e dell'autonomia dei nostri bilanci di avere dei costi ovviamente inferiori, perché stampare un giornale, oltre che trattenerci come pensato per il mio lavoro fino a tarda notte lì dentro, ti consente dalla copia digitale di risparmiare sulla carta, di risparmiare sulla distribuzione e di servire soprattutto il cliente che vuole essere informato in qualunque punto d'Italia o del mondo quando lo decide lui e non quando lo decide il volante. Questo secondo me è molto importante. Ecco, ieri, riallacciando a quello che dicevi tu, Feltri ha detto è inutile che i quotidiani rincorrano il supermarket del web, ma cercate di fare invece un prodotto, un giornale boutique. In fondo, cioè, il Sole lo sta facendo, perché come diceva lui prima, avete solo voi il prodotto. Allora io vi chiedo, in che modo la Stampa, Repubblica, il Corriere potrebbero fare un giornale boutique? Loro ovviamente sono economico, è un settore ben delineato, è difficile che qualcuno riesca a spiegarci i problemi economici come fanno loro. Ecco, qual è invece, quale potrebbe essere la vostra ricetta? Scusami se scardino un po' la domanda. Io credo che continuiamo a girare attorno al problema dall'angolazione sbagliata e questo, quello che succede questa sera è esattamente quello che è successo al giornalismo italiano negli ultimi 20 anni e se continuiamo a ragionare in questo modo una soluzione non la troveremo mai. Se misuriamo, bisogna misurare tutto, ma se misuriamo sulla base di quanto traffico, per quanto fatturo, per mantenere il dito e crescere, è un'equazione alla quale non troveremo mai una soluzione. Se c'è una lezione
da prendere da quanti hanno saputo crescere le grandi piattaforme digitali e anche dai nuovi media, perché ci sono media che sono cresciuti esclusivamente attraverso il digitale, è che prima di tutto bisogna porsi il problema: che prodotto devo fare per essere rilevante nell'epoca contemporanea per chi mi leggerà, per chi mi vedrà? È esattamente questo il tema. Allora, se non partiamo da questo tema e non creiamo la rilevanza fatta non solo in numeri di persone, perché i numeri sono molto grandi, ma l'istantaneità e il tempo reale hanno fatto sì che questi numeri sono anche molto volatili. Il 60-70% di queste persone resta sui nostri siti per 20 secondi, per 30 secondi, non c'è engagement, non c'è capacità di trattenere le persone, perché non c'è qualità, perché se il tuo sito, nella migliore delle ipotesi, è uno straordinario televideo era quella cosa che c'era qualche anno fa, il televideo si guarda per 20 secondi e dopo vai a fare qualcos'altro. Il punto vero è riuscire a creare dei luoghi che, sfruttando la rete, diventino o luogo di relazione o luogo di informazione, e questo poi cambia le cose. Questo sono stati straordinariamente bravi a farlo anche altri concorrenti puramente digitali. Tutti prendevano in giro Affitto Post all'inizio, tutti prendevano in giro BuzzFeed all'inizio, dicevano ma quella lì è monnezza, lì dentro non c'è giornalismo. Dopodiché hanno cominciato a crescere, hanno cominciato a fare ricavi veri, perché hanno una struttura di conto economico totalmente diversa, non pensavano a difendere quel che c'era, hanno cercato di abbracciare di nuovo con un'ottica diversa. Ed è esattamente un paradigma. Noi pensiamo che quello che sta accadendo a noi in media sia una cosa che accade per la prima volta nella storia. No, c'è un libro molto interessante di un signore che si chiama Clayton Christensen, che è un professore di Harvard, che è sul dilemma degli innovatori, che racconta esattamente questo, parlando addirittura degli altoforni prima che esistesse la rete, parlando delle automobili, cioè che improvvisamente in industrie che hanno una catena del valore consolidata, per un cambiamento tecnologico arriva fuori dal nulla qualcuno che si inventa una cosa diversa, i fabbricanti d'auto giapponesi. Tutti all'inizio ridono perché quelle auto fanno schifo, dopodiché dopo qualche anno BMW e Mercedes cominciano a preoccuparsi perché quelle auto non solo fanno numeri, non solo costano meno, ma cominciano a essere fatte bene. Allora, in tutta coscienza, io credo che continuare a dire, rassegnandoci, come dicevi tu prima, i giornali che facciamo meriterebbero di essere comprati, ma la gente non li compra. I siti che facciamo è un po' come quei leader politici che la sera delle elezioni hanno perso e dicono gli elettori non mi hanno capito. Gli elettori non mi hanno capito? No. Evidentemente il messaggio che avevi non è riuscito a passare. Io credo che finché ragioniamo di questo e non ragioniamo del modo in cui facciamo le cose, del modo in cui dobbiamo tornare a essere rilevanti, di come si fa informazione di servizi in questo mondo, di come si inventano prodotti nuovi in questo mondo. Io però ti contraddico un secondo, prima la parola Jacopo però te lo contraddire perché Massimo dice delle cose su cui non si può essere d'accordo, il problema è che spara la freccia centrando un altro centro, perché nessuno discute della capacità di BuzzFeed o di... E qui si sta parlando di editori, noi siamo dei vecchi editori su nuove piattaforme e siamo evidentemente editori. Io credo che oggi il giornalista deve essere editore di se stesso, perché io quando un collega non mi fa il titolo e non mi mette la foto dentro un pezzo online, non lo reputo un giornalista già abbastanza. Cioè io credo che ognuno di noi, visto che siamo tutti su Twitter e teniamo molto ai nostri profili, è editore di se stesso, perché tu hai lavorato per una grossa compagnia straniera che in Italia guarda molti conti e che in 448 senza nessun tipo di problema ha mandato a casa delle persone, perché è un grande editore che guarda i conti. Noi fortunatamente con tutti i nostri limiti di vecchi editori ancora forse una trattativa sindacale inutile, sicuramente, che noi come editori si sia assolutamente vecchi, però il problema è che oggi fare l'editore, io non posso andare a fare quello che Google fa, perché Google lo fa meglio di me, io non posso rincorrere Facebook, perché chi sono gli editori oggi? Oggi l'editore non è Repubblica, non è RCS, l'editore oggi è Google, l'editore oggi è Facebook. Cos'è Facebook?
Facebook è un editore, una persona che mette a disposizione contenuti propri delle persone, le foto della loro vita, i loro sentimenti, le loro storie, i loro racconti, i loro video. Quindi loro sono i nuovi editori. Noi siamo vecchi editori che possiamo forse lasciarsi una nicchia in una piccola nicchia di informazioni di qualità, perché se Google dovesse fare l'informazione che facciamo noi avrebbe bisogno di avere 3 inviati, probabilmente uno alla Tele, probabilmente un Luigi Ferrarella che passa il giorno, dico Luigi come potrei dire un qualsiasi altro collega di Repubblica, al Tribunale di Milano a scartabellare per avere. Il problema è capire a chi interessa questa informazione, cioè il problema è capire quando io parlo di numeri, perché io credo che le nuove piattaforme che sono i nuovi editori siano coloro che hanno capito bene. Tu parli di BuzzFeed fatturano sì, Huffington sono casi meravigliosi, ma come facciamo noi a riciclarsi? È chiaro che al Corriere non possiamo avere 750 giornalisti, su questo è dubbio. È chiaro che al Corriere le retribuzioni che c'erano 30 anni fa non possono essere così come negli altri maggiori giornali italiani, ma è chiaro che il problema di fondo è sulle piattaforme tu ci vai con la tua storia. Non è che ti puoi mettere domani a pensare di fare, nessuno dei motori di ricerca dei nostri siti funziona, perché noi non siamo Google e quindi loro fanno un altro lavoro. Noi andiamo a scimmiottare in ritardo loro su piattaforme di cui non siamo capaci di averne la gestione, perché questi signori tecnologicamente sono molto più avanti di noi. Quindi la questione è se esiste, se deve esistere un giornalismo di qualità e capire quanto le persone, io non so, noi al Corriere proveremo, ma è una cosa che Ezio Mauro aveva già detto prima di noi, di andare a un sistema Mitre del suo sito. Io non so cosa sarà, se sarà un palese, ma so che va fatto e probabilmente siamo in ritardo. So che non possiamo a pagamento. Un sistema Mitre che dopo un tot di 20 contatti, io so che per i gattini nessuno cliccherà il sito del Corriere, però se so che quando abbiamo avuto bisogno di fare traffico, in passato abbiamo messo i gattini, è chiaro che nessuno pagherà per quello, è chiaro anche che la contaminazione delle notizie sulle notizie proprie in Italia è complicata, gli uffici legali, lo sapete meglio di me come funzionano perché ci si lavora tutti dentro gli anni. Per cui non è un problema di pessimismo, è un problema di cercare di fotografare una situazione e capire quale possa essere la riuscita. Io credo che noi si debba andare tutti presto a pagamento. A pagamento per capire quello che ci resta in mano e per costringere tutti i nostri colleghi, che sono tanti, io te lo dico, come? Quello che ci resta, ogni tanto sbaglio. Ma quello che ci resta è molto meno di quello che c'è lì fuori. Noi continuiamo a discutere di una fetta di torta che è molto più piccola delle opportunità che stanno lì fuori, Ma è sì. questo che non capiamo. Ma il problema è che tu lavori per un vecchio media ancora, cioè il problema è che non è che nessuno di noi è in grado di fare Google, Facebook o di inventarsi Reddit o qualcosa del genere. La nostra priorità è quella, l'informazione di un certo tipo che dobbiamo spalmare su altre piattaforme, perché la mattina della Grecia e tutti siamo qui tutti e siamo abbastanza coscienti del fatto che l'altra mattina i nostri giornali, la prima notte, erano tutti da buttare perché questi hanno trovato la porta alle 3 e alle 2:30 e nessuno è ribattuto. Quindi è evidente che non si possa più lavorare come si lavorava 5 anni fa, 4 anni fa. Tu all'8 la mattina devi dare i contenuti di qualità di Repubblica, di Corriere, di tutto, sulle piattaforme dove le persone vanno. Il problema è farsi pagare da quelle persone. Per me rimane questo la questione fondamentale. Colgo una cosa, quanto conta la tecnologia e quanto contano le teste per fare un prodotto nuovo, un prodotto che possa soddisfare le esigenze del mercato, tutte le sollecitazioni che ci sono fuori, come diceva giustamente prima. Ci sono tante cose da dire. Per rispondere direttamente alla tua domanda, ho detto che le sollecitazioni erano molte che ormai ci sono dopo, ma comunque tecnologia e persone non sono opposti, nel senso che la tecnologia si scrive alla stessa, in teoria, alla stessa velocità con la quale si scrivono gli articoli e si ridisegnano le pagine. Ci sono redazioni del passato che pensano di essere dei gruppi di giornalisti che dicono ai grafici che cosa metteranno in pagina, che poi parleranno con i tipografi, diciamo così, per fare il prodotto. Oggi il prodotto è frutto della elaborazione intellettuale di 3 categorie: i tecnici, i designer e gli autori, allo stesso livello.
perché l'efficacia del prodotto dipende esattamente tanto quanto dall'autore, da chi disegna. Il disegno non è più la grafica, è un design, è la costruzione di senso di un'infografica o di una forma con la quale si costruisce un video, eccetera, eccetera. E la tecnologia, nel senso del software, che continua a avanzare, a cercare la facilità, la velocità, la forma narrativa tra i link e le varie modalità con le quali si fruisce della cosa, sono tre intelletti di pari capacità creativa. Noi abbiamo fatto, Nova è nell'ambito del Sole il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo, diciamo così, possiamo sbagliare, proviamo e facciamo tante cose. Una delle cose che abbiamo fatto è stato di cercare di connettere la carta e il digitale con questa app per la realtà aumentata, cioè un software che si usa con lo smartphone e che, inquadrando delle fotografie, restituisce dei contenuti ulteriori. Non abbiamo inventato, diciamo, se non il nome, perché questa si chiama come tecnologia realtà aumentata, allora ne abbiamo detto che era il giornale aumentato. In Giappone l'avevano usato per una cosa carinissima, cioè il padre legge il giornale di carta e il bambino legge il giornale con lo smartphone in mano, ottenendo dei risultati adatti alla sua età. Noi abbiamo fatto questa cosa per reagire al fatto che le pagine erano diventate di meno, ma le cose da dire erano diventate di più, molto semplici. Ha dato una spinta al significato di Nova, perché alla fine dei conti, vorrei dire tante cose su quello che è stato detto, ma alla fine dei conti le fonti, quello che una volta erano le fonti, parlano direttamente con il pubblico. La borsa informa direttamente, il Parlamento informa direttamente, le celebrities informano direttamente. Non c'è dubbio che c'è da fare ricerca, c'è da fare investigativo, eccetera, ma anche qui questi autori di ricerca possono produrre per un gruppo oppure per sé, possono fare diverse soluzioni. Quello che c'ha un giornale che viene dal passato e che si proietta verso il futuro è questa testata, questo senso e questa promessa che è sintetizzata dalla testata. La promessa di scegliere un'interpretazione, un servizio, un modo di guardare alla realtà. Quella è la grande ricchezza che può e deve determinare non tanto traffico o numeri in termini infinitamente crescenti, quanto valore aggiunto. Dal punto di vista economico, il nostro tema non è quello di fare tanto volume come fa Google, come fa Facebook, ma fare tanto valore aggiunto, fare talmente tanto valore nell'interpretazione della realtà, seguendo la promessa sintetizzata dalla testata, che le persone vogliono pagare per quello che noi abbiamo visto. Questo è il mondo dei contenuti, noi abbiamo un laboratorio più anticipato degli altri, che è quello della musica. Di fatto, dopo la fase nella quale le persone non compravano più la musica, adesso continuano a aumentare l'acquisto della musica, perché è diventata più adatta alla forma di distribuzione, il modello di business, il modo di utilizzarla, e soprattutto si è aggiunto molto il mondo dei concerti fatti in una certa maniera, ma i brand, i personaggi, le storie che raccontano sono emerse come qualche cosa che il pubblico vuole sostenere, perché ce n'è bisogno, e del nostro lavoro ce n'è bisogno. Ecco, sicuramente ce n'è bisogno. Allora noi siamo qua, diciamo, una specie di linea Maginot, da una parte chi fa informazione e da una parte c'è molta gente che la fa, ma c'è anche gente che ne fruisce. Secondo voi, lo chiedo soprattutto a chi non è professionista in questo lavoro, che cosa manca?
Cioè voi che cosa siete disposti a comprare? Chi è che vuole rispondere? Chi è che quale prodotto sareste disposti a comprare? Perché non ci possono fare? Noi le cose... Perché dobbiamo comprare? Noi le cose che ci dà Google mica le compriamo, o meglio, le compriamo con i nostri dati. Quindi esistono delle altre monete, che sono l'attenzione, che è un bene per eccellenza scarso, che sono le nostre informazioni. Ci sono delle piattaforme digitali che hanno saputo sfruttare l'effetto di rete per costruire sull'informazione, sul dato personale e sulla attenzione dei modelli di business straordinari. Noi non rifaremo mai la tecnologia di queste piattaforme, ma viviamo in un ecosistema che ci permette di salire sulle spalle di queste piattaforme, di utilizzarle come ascensori, se invece di pensare a difendere quel che c'è, non cominciamo a guardare anche le opportunità che stanno al fuori e costruire dei nuovi modelli. Il punto chiave è il giornalismo, non è essere editori, è essere giornalisti. Qual è il modello di giornalismo che funziona in questo nuovo ambiente, in questo nuovo ecosistema? È questo il punto chiave, e non è detto che debba essere pagato attraverso il versamento di moneta, perché questo è un ecosistema in cui esistono altre monete. Faccio solo 2 esempi rapidissimi e poi la finisco lì, prometto. Il primo è Reed Hastings, fondatore di Netflix, l'ho intervistato qualche settimana fa, e tra le cose che mi ha detto, Netflix è questo sistema che permette di vedere le serie televisive e i film attraverso la rete. È cominciato un po' da chicchetta, adesso è esploso e ha più di 60 milioni di abbonati in giro per il mondo. A settembre arriva in Italia e Sky è molto preoccupata. Prima facevano solo distribuzione, adesso hanno cominciato a produrre, tanto che alcune delle serie più importanti, tipo Lucas oppure Orange is the New Black, sono fatte da loro. E lui mi ha detto una cosa che per me è stata illuminante. Netflix ha cominciato affittando, tu potevi affittare i DVD o le cassette e ti arrivavano a casa, no? Quindi c'era la distribuzione fisica. A un certo punto ho cominciato a fare anche lo streaming online. Quando ancora lo streaming valeva il 20% e gli affari classici, quelli dei quali Blockbuster era molto più bravo di lui, valevano l'80%, lui ha preso la parte tradizionale, l'ha messa in un'altra società e ha detto: da domani Netflix farà solo streaming, rinunciando sostanzialmente quasi all'80% dei ricavi. Ha detto: quella cosa lì, che in quel momento stava quasi per ammazzarci, è stato il nostro colpo di fortuna. Blockbuster è fallito perché difendeva un modello, loro oggi sono una potenza straordinaria. Secondo esempio, prodotti nuovi. Non è detto che i prodotti nuovi devono essere cartacei, tecnologicamente avanzati, possono essere antichi come la carta. Ad esempio, in queste ultime settimane una cosa che mi attrae particolarmente è un giornale fatto di un foglio solo, che esce in Francia, lo fa l'ex direttore di Le Monde. Si chiama Leone, parla di una sola cosa, un solo argomento, è settimanale, ha una promessa, si può leggere in 2 ore, offre su quell'argomento un punto di vista totalmente diverso da quello che si è visto in quella settimana sui media, e in 2 ore permette di farsi un'opinione. Ecco, questa è una cosa antica quanto la carta, straordinariamente contemporanea, perché coglie in pieno il fatto che la risorsa più scarsa della nostra epoca è l'attenzione, e dà, in un tempo tutto sommato limitato, non sovrasta come i nostri giornali che sono ipertrofici, un'informazione significativa di valore. Ma voi ve la sentireste di fare un salto? Secondo me potrebbe funzionare una Repubblica che si occupa, faccio per dire, solo di cronaca, un Corriere che si occupa solo di, non lo so, di estero per esempio, cioè un giornale che, come dicevi tu, si occupa di una cosa sola e tutti i giorni di quella cosa che di quotidiani stiamo parlando ti offre il meglio, impiegando anche le risorse, perché tu potresti impiegare 40 giornalisti, 50 giornalisti su un settore, quindi sbizzarriarli su tanto le cose che cadono sono talmente tante, talmente veloci, perché secondo voi nessuno ci ha ancora pensato, oppure ci avete...
abbiamo pensato a questa formula e l'abbiamo scartata, pretendendo invece di farci una guerra, diciamo, quotidiana l'uno con l'altro per vedere chi arriva prima, chi mette più notizie, forse anche non tanto riuscendo a tagliare sempre nel modo giusto tutte le notizie, che sono tantissime evidentemente, o comunque nella migliore delle ipotesi prendendo dei buchi o buttando i giornali, come dicevamo prima, perché arriva la notizia alle 3 di notte dell'accordo e in redazione chi c'è? E il sistema che cosa ti permette, anche se poi cerchiamo di allertarci tutti nell'emergenza, insomma. Oppure peggio ancora ti arriva il video magari del fotografo che te lo vende, e se tu sei il primo a comprare ce la fai, se no arrivi per secondo. Oppure c'è il video del turista che si trovava a Tunisi e che sbaraglia tutti e quindi si mette in rete. Questo voglio sapere, perché non si pensa a fare un giornale di settore, come sono loro in fondo. Cioè, se funziona per l'economia, non potrebbe funzionare anche per le altre cose? Non vorrei monopolizzare, forse... Vai, tu non per uno, Allora, molto rapidamente, ovviamente io non posso impegnare la stampa perché sono lì solo da 3 settimane, sarebbe ridicolo che io dicessi a nome della stampa le cose. Posso parlare a titolo personale di quel che penso io. È evidente che i giornali dovranno sempre più scegliere, alcuni devono scegliere già, chi si può ancora permettere di fare un'informazione totalmente ampia sono il Corriere della Repubblica, che hanno dei mezzi che in questo momento non ha nessun altro, ma già tutti gli altri stanno cominciando a scegliere. Dopo bisogna vedere se fanno le scelte giuste o sbagliate, ma questo è un problema ulteriore. È altrettanto evidente che nel momento in cui si sceglie si cerca di prendere delle strade che tutti gli altri non stanno prendendo, non solo in quel che sei in grado di coprire, ma anche nel modo e nelle posizioni che hai per coprirlo. È evidente che questo è molto più semplice da farsi che da dirsi che da farsi, però io ho una certezza che le persone nate dopo il 1980, che oramai hanno 35 anni e non sono più giovani, sono adulti di questo paese, non trovano quasi mai nulla che parli loro nel primo sfoglio dei quotidiani generalisti, significa nelle prime 15 pagine. Allora perché mai dovrebbero comprarli? Io non credo che sarebbe una buona idea quella di fare un settimanale, fare un quotidiano specialistico che faccia soltanto la cronaca, che faccia solo la politica, che faccia solo la gente. Penso che per come sono pensati, sbagliati, i quotidiani oggi sono dei supermercati in cui uno entra nel suo carrello e sceglie un po' quello che gli piace. Ci può essere che è interessato agli esteri del Medio Oriente, non gli frega nulla della Cina, ci può essere che è interessato soltanto alla politica e lo compra per quello, ci può essere quello che è interessato soltanto alla cronaca, soltanto ai racconti e alle storie. Nessuno credo lo abbia mai fatto, tra le rarissimi casi, ma mi sembra che sia così. Credo però che fosse una strada che molti stanno perseguendo, noi abbiamo cominciato a farla, perché anche noi stiamo parlando sempre di prodotti tradizionali, cioè di informazione. Noi siamo dei mediatori, quindi cerchiamo di mediare l'informazione. Il collega di Reporter ci racconta appunto che è arrivato un dromadario nel Veneto che ha buttato giù un sacco di case e noi riprendiamo il suo video su Repubblica.it se possiamo, o riprendiamo altri che ci mandano. Il problema nostro di mediatori è spiegare perché è successo, che conseguenze avrà, cioè di fare un passo avanti, non soltanto di dare l'immagine, perché l'immagine è una cosa, ma è la nostra responsabilità, certo, sì, è quello che noi facciamo. Quello che noi stiamo cercando di fare, che è una strada un po' diversa, invece è quello di uscire addirittura dal seminato delle editorie, perché stiamo provando dei prodotti nuovi. Cioè, se consideriamo che un giornale ha un marchio e ha quindi dei lettori che sono affezionati a una linea, che sia politica, che sia editoriale, che vuole proseguire, pensiamo di avere un club di persone intorno che ci seguono. Però noi per una forte affiliazione è così. E noi stiamo seguendo 3 strade. La prima che abbiamo fatto, che ci abbiamo anche notevole successo, è quella della Repubblica delle Idee. Cioè noi una volta l'anno organizziamo una kermesse di 4-5 giorni in cui portiamo a parlare da noi economisti, scrittori, premi Nobel, persone, facciamo spettacolo e anche intrattenimento. E la seconda è quella di girare l'Italia raccontando invece quali sono i ragazzi che fanno delle start-up, e anche questo è un modo per entrare in contatto con quelle realtà più giovani che cercano di avere una loro autonomia e indipendenza economica. Il terzo, che ha avuto un successo clamoroso invece, è quello, l'esperimento di Web Notte. Cioè noi abbiamo organizzato all'interno
di Repubblica, un giorno a settimana, abbiamo invitato dei cantanti che interloquivano e parlavano con i nostri due esperti musicali, in una cosa che diventava una sorta di riunione familiare che ha avuto un successo in contatti clamoroso e che stiamo provando a vendere adesso come format. Quindi non dobbiamo pensare soltanto all'informazione che noi facciamo come mediazione, quella è giusta e importante, ma se pensiamo che un giornale, un vecchio o nuovo editore che sia, ha un suo pubblico affezionato, può pensare anche di muoversi in direzioni diverse, che non necessariamente devono essere commerciali, ma in qualche caso lo sono. Volevo raccontare qui quello che avevo imparato e poi ho capito perché me l'hanno raccontato al Washington Post quando Bezos ha comprato il Washington Post per una cifra irrisoria e ha detto: per 3 anni io coprirò ogni tipo di perdita che voi farete, dal terzo in poi voglio guadagnare. E ci spiegavano, prima che venisse in maniera un po' più chiara, il progetto, che aveva l'intenzione di diffondere il marchio del Washington Post in tutto il mondo, consorziandosi con tutti i giornali che potessero avere dei lettori in lingua inglese. E successivamente Bezos ha spiegato che però se un giapponese voleva leggere dal Asahi Shimbun anche il Washington Post doveva registrarsi. Siccome Bezos è l'uomo di Amazon, praticamente regalando il Washington Post è riuscito ad avere un cliente che probabilmente viene profilato come acquirente di Amazon. Quindi questo è un altro modo che io non condivido personalmente di fare denaro, di tenersi in piedi, però dobbiamo pensare che un editore, un'azienda, un giornale può avere uno spazio molto più ampio. Voi parlavate giustamente della necessità di avere un canale di ingresso fatto di social network, di Facebook e di Twitter. In Germania il problema l'hanno risolto molto facilmente, perché sono tedeschi come abbiamo visto in questi giorni. Hanno obbligato tutti i giornalisti di Welt, tutti che non volevano, ad aprire un profilo Twitter e un profilo Facebook e a twittare almeno 10-15 pezzi al giorno del loro giornale, portando così all'interno, diciamo dalla finestra dei social network all'interno del giornale. Ci sono tanti modi per rimanere in piedi, l'importante è avere il coraggio di farlo. Sono tutte sperimentazioni e in generale ci dicono che è probabile, per stare sulla tua domanda della specializzazione o no, è probabile che si formino molte nicchie, purché ciascuna di queste nicchie lasci uno spazio di valore aggiunto. Quello che io cerco è di trovare il modo per cui c'è valore aggiunto. Valore aggiunto vuol dire che i costi sono drasticamente più bassi dei ricavi e questo è il senso per poter pagare il lavoro umano che noi stiamo cercando di... È evidente perché per esempio una serie di cose tipo la cronaca finanziaria, per stare sul nostro settore, finiranno per essere fatte da intelligenza artificiale, perché prendono i numeri, li cranciano, li lavorano, li mettono insieme con delle frasi fatte che sono quelle tipiche dell'analisi finanziaria e come vediamo a Forbes la produzione di cronaca finanziaria viene fatta da intelligenza artificiale, un computer, un algoritmo, si chiama Narrative Science e questo è meglio di un umano, fa meno errori. Mentre cronaca molto numeri e non una cosa di stile di inglese, cioè non è che scrive Shakespeare, scrive Narrative Science che ti deve dire in fretta come è andato un certo titolo e aggiornare all'istante tutto serve, cosa che potrebbe avvenire anche con lo sport. Quindi nell'ambito di alcune specializzazioni qui non è neanche quella la strada così semplice, no? Perché Narrative Science può prendere tutto quello che ha molti numeri e trasformarlo in testi o qualcuno di equivalente. Il valore aggiunto è una cosa che riconoscono le persone in altre persone. Noi dobbiamo essere i migliori a fare quello che facciamo. Quindi c'è una specializzazione, ma questa specializzazione è un'identità non disciplinare. Tra l'altro, essere specializzati in discipline, in un momento nel quale tutto va nella direzione dell'interdisciplinarietà, sarebbe un errore a sua volta. Cioè se lui fa il vice direttore del digitale, essendo il digitale tutto, che specializzazione è? L'economia è una specializzazione o è un modo di vedere le cose, tutte le cose? No? Quindi questa questione io la vedrei sia dal basso che dall'alto come
ulteriormente discutibile. Noi dobbiamo fare valore aggiunto, dobbiamo essere i migliori a fare quello che facciamo, cioè quello che la gente ci conosce, per cui che siamo capaci a fare. Il prodotto giornale si chiama in economia, faccio l'economista, tanto si chiama bene esperienza. Il bene esperienza è un strano bene che si compra e si paga prima di sapere se vale quello che è il suo come un giornale. Il giornale lo compri, poi lo leggi, se alla fine di averlo letto non ci hai trovato il valore che ci speravi di trovare, lo sai dopo, ma intanto l'hai pagato. Il bene esperienza è praticamente tutti quei beni che compri e paghi prima di sapere se hanno un valore, e li compri sulla base dell'esperienza che in passato hai fatto relativamente a quel genere di cosa, per cui la testata, come dicevo, è una promessa, è la promessa di darti quello che in passato ti ha dato anche tu. La stessa cosa è le persone che fanno identitariamente il loro tipo di valore aggiunto. Questo tipo di cosa non ha una formula definitiva, noi vediamo semplicemente la forma emergente della rete come un luogo nel quale i nodi che hanno valore aggiunto attraggono, i nodi che non ne hanno restano isolati. Per questo lasciar perdere il giornale generalista tout court potrebbe essere totalmente un errore, perché la promessa della Repubblica, del Corriere, è quella di darti uno sguardo generale su quello che sta succedendo, che è importante, una interpretazione di quello che sta, e dare, come dire, un crisma di importanza alle cose. Altri fanno altro, gli specialisti come la Gazzetta dello Sport, il Sole 24 Ore, hanno un altro punto di partenza, ma tendenzialmente finiranno per fare valore aggiunto se la gente continuerà a vedere che lì c'è la sorgente non soltanto della singola notizia, che quella la sai, ma del modo di darle un senso. Detto questo, la questione del denaro o del pagamento in attenzione o del pagamento in dati è una questione a sua volta di fioritura di molti modelli di business che ne abbiamo visti un po' e ne vedremo ulteriormente. Ma penso che alla fine il tema sia quello di saper fare le domande, trovare un senso a qualunque genere di problema tu vuoi dare un servizio. Qual è il valore aggiunto di un reporter? Ma prima di tutto voglio allacciarmi anch'io a questo discorso della specializzazione. Beh, io ho una visione un po' diversa, un po' vabbè, perché il reporter è un mondo un po' a sé, però ritengo che i giornali dovrebbero, un po' come si fa in America sull'all news, puntare in modo più energico solo su alcune notizie, cioè scegliere 2 o 3 notizie e queste coprirle nel modo migliore possibile, non in senso generale, nel senso che è scontato che il Corriere non può coprire solo gli esteri e Repubblica solo la cronaca, però ritengo che di fatto la scelta che può creare la maggiore fidelizzazione da parte degli utenti sta proprio nell'individuare una determinata notizia e, a seconda delle risorse che ci sono, nel coprirla nel modo migliore possibile, con un'enormità di risorse. Quando vado in giro, magari sulle notizie più importanti, quello che mi colpisce di più è vedere quante persone per le televisioni straniere stanno seguendo, ad esempio ad Atene, mettiamo la troupe della CNN aveva anche una decina di persone. Troppe o troppo poche? Beh, secondo me erano giusto. Cioè, se si sceglie di coprire una notizia, secondo me questa va coperta nel modo migliore possibile. E si può benissimo scegliere di non coprirne delle altre, tanto di fatto l'utente che va a vedere, che è appassionato di informazione, che comunque prende le notizie online, di fatto guarda probabilmente almeno 2 o 3 siti. Quindi quello che noto è che il Corriere, Repubblica, La Stampa, tutto sommato aprono bene o male sempre sulla stessa notizia, anzi c'è ogni tanto un po' una rincorsa ad aprire sullo stesso tema. Io invece rimango abbastanza fermo dell'idea che bisogna scegliere una cosa e portarla avanti anche per più giorni. Certo, il reporter è un mondo a sé, però quello che abbiamo visto e quello che ha creato la maggiore identificazione da parte degli utenti è proprio il fatto che, mettiamo, c'è un evento, un terremoto, noi a differenza di chiunque altro teniamo in apertura, diamo importanza a questo evento per molti giorni, anche
anche per 2 settimane di fila, e questo crea l'interesse da parte degli utenti e diventa di fatto una bandiera. Riusciamo a far capire agli utenti che questo per noi è una notizia importante e cerchiamo appunto di coprirla a tutto tondo. Diciamo che forse loro non possono fare una cosa del genere, perché la notizia, cioè l'apertura di un giornale, quella è, cioè nel senso anche se uno vuole non si può, anzi loro come siti hanno una grande responsabilità, perché poi sono i siti che oggi guidano un po' la tendenza delle news, cioè noi come telegiornali apriamo sui siti e spesso c'è la nostra apertura è la loro, e quando spesso non coincidono diventa un problema. Però il web comunque, soprattutto con i nuovi formati, dà la possibilità di mettere in pagina sempre più notizie, quindi questo non esclude che ci sia una colonna in cui c'è la notizia principale su cui tutti i media pongono l'attenzione, però al tempo stesso si può riuscire a fare un mix, ridando comunque peso più particolare a qualcosa. Questa perlomeno è la nostra linea, e perlomeno io sono appassionato soprattutto dei canali americani. Seguendo CNN si capisce subito che il meccanismo è questo, cioè CNN decide per esempio che in una determinata giornata, l'altro ieri, l'unica notizia da coprire era Plutone, praticamente passavano 50 minuti su 60 a parlare solo di Plutone. Io ho questa visione, secondo me sarà la visione vincente nel futuro, forse al momento no, però questo si chiama agenda setting, framing, certo. Cioè è una storia lunga, sì, non solo lo sanno meglio di noi. Una storia lunga, però ritengo che nel web questo affascini molto di più gli utenti e soprattutto permetta di tenere un tempo di permanenza sul sito molto più alto, perché il mix di tante notizie di fatto fa vedere all'utente la carrellata delle notizie, fa vedere i titoli, ma non li porta in profondità. Ecco, quanto però invece, noi che invece come TG seguiamo i siti, li ricorriamo anzi, e sono velocissimi, per cui devo dire che hanno un ricambio incredibile, quindi loro un po' forse anche sminuiscono, ma evidentemente ci si vede un lavoro dietro di persone, più che di software, insomma. Come voi vi fate una specie di concorrenza, insomma, tra di voi? Come riuscite a tenervi testa? Soprattutto, insomma, parlo per voi tre, perché lui è un po' un mondo a parte, insomma, anche se sta a posto, insomma. Però ecco, come riuscite appunto ad arrivare primi? Che attenzione ci mettete e come riuscite a congegnarla con la responsabilità che portate, che non è poca, insomma. Rispondo io? Ma ci sono una serie di problemi tecnici, per cui per esempio una cosa che a Stefano sfugge è l'importanza di arrivare prima per essere catturati dallo spider di Google. Lo spider di Google passa sui nostri siti ogni 0,8 secondi, se la parola chiave per lo scontro arrivi 5 secondi prima di Repubblica, proprio che digita meglio, e la metà del nostro traffico oggi, ripeto, la metà del nostro traffico oggi arriva da Google e dai social network, quindi per noi quella proprio da un punto di vista tecnico. E come facciamo? Seguiamo con noi come colleghi di Repubblica Rete, come la stampa ha fatto un'integrazione con Marco Bardazzi prima di altri, hanno fatto un test integrato. Io non sono più caporedattore del sito perché da 2 settimane Luciano Fontana mi ha chiesto di diventare uno dei 3 caporedattori centrali con delega sul digitale, che poi delega sul digitale non può dire tutto e niente. Sono un po' più riposato, infatti. Sono abbastanza sconvolto, e quello però che è la visione di fondo è questa vita, sì, è molto frenetica, che spesso manca di lucidità, molta adrenalinica. Sui grandi eventi c'è tanta soddisfazione perché per esempio il 1° maggio, no? Il 1° maggio noi, i colleghi di Repubblica, i giornali, il 1° maggio non sono usciti. Io credo sia stato un grande errore non uscire a Milano con quelle della sera del 1° maggio, non ce lo riesco. Ed era quello che è successo. In quel momento il sito è stato. Qui quello che diceva Luca all'inizio del marchio, io purtroppo mi scopro, parlando, ascoltando Massimo, a capire che sono diventato veramente anziano, perché alla soglia dei 50 anni passare
io ce ne ho 50, ma comunque passare come quello che fa la web, e probabilmente è vero, perché io sono un web 1.0, 2.0, non sono più 3.0 e riconosco, ognuno deve riconoscere i suoi limiti. So anche che nessun giovane oggi, qualunque notizia tu diventa, leggerà il primo e secondo sfoglio di Repubblica o del Corriere di Carta, perché nessun giovane comprerà un giornale di carta, ma non perché nessun giovane va più sulle pagine gialle, perché nessuno viene a cortina a cavallo e la gente viene con la macchina. Questo è semplicemente un cambio tecnologico, la gente viaggia sull'alta velocità, il numero 40 fa Milano o Firenze come faccio io 5 volte alla settimana. Ho capito anche che tutta una serie di certezze che avevo all'inizio non le ho più, per cui quello che mi sforzo di fare tutti i giorni è di guardare quello che mi succede intorno, cercare di fotografarlo e capire qual è la soluzione, se c'è. Certo non sono in grado di trovarla. Una persona che mi fece molto effetto, la mia fortuna non so, non me ne frega nulla, come si dice, ma essendo io americano ve lo dico, io nel 95 per puro caso feci un viaggio in America, non avevo lavoro, non riuscivo a lavorare a Firenze, non riuscivo a lavorare, avevo un'amica che lavorava a San Francisco nel 95 e andai in California, a San Francisco ci devo stare una settimana, ci sono rimasto 3 anni. Quella è stata la mia fortuna, perché semplicemente ho cominciato a mandare delle mail, mi sono fatto una casella di posta elettronica e ho visto il suo web, ho detto, non ci ho capito nulla a livello teorico, però ho detto, ma mi sembra una roba che forse può funzionare, ed è stata la mia fortuna professionale, se no non sarei mai arrivato a lavorare al Corriere. Questo per dire che tutta una serie di cambiamenti che uno pensa e ipotizza, poi in realtà nella pratica non ci sono suggestive, e lì mi viene in mente quella vecchia canzone di Gaber che dice: in Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista, però quando la figlia si sposò con un uomo di colore lui non era molto contento. E fare un giornale di una pagina è un'idea straordinaria, e io leggo il Foglio e Cerasa è un grande, però purtroppo a me a fine mese ancora la busta paga dalla RCS, scusate se insisto su questo fatto, sono un vecchio editore, ho una busta paga, non ho il coraggio di fare freelance, l'ho fatta a 28 anni, però vorrei che il Corriere rimanesse, perché il Corriere è comunque sia ieri leggevo l'incipit della prima lettera di San Paolo Apostolo, della prima mail di Eugenio Torelli Guglielmo, che disse: pubblico, virgola, vogliamo parlarti chiaro. Ecco, secondo me il nostro lavoro è quello, cambiano le piattaforme su cui noi andiamo a distribuire le nostre informazioni, non siamo stati capaci, io lo dico per noi al Corriere, di essere così veloci come la tecnologia, cerchiamo affannosamente di riprendere. Il nostro lavoro è quello, se c'è una cosa da difendere è la testata. La testata non vuol dire che tu devi saper fare informazione, la notte è una grande idea, noi abbiamo fatto La Mamma Imperfetta insieme alla RAI, è una grande idea, però non so se siamo bravi a fare quello. Io forse sono bravo a fare un lavoro da artigiano del web, da butcher, da macellaio del web che macina le cose, forse non sono più adatto, perché questa corsa qui che si faceva contro Repubblica e contro la stampa, essere indicizzati prima, oggi ha meno senso, forse oggi ha più senso fare contenuti approfonditi, ma ritorno sempre lì. Quanti di voi che andranno in edicola e compreranno a 0,50 la lettura? Io credo che la lettura sia un prodotto straordinario del Corriere della Sera, ma ho tanta paura che fra 6 mesi la aiuteranno, perché oggi imporre contenuti di qualità a pagamento sui supporti, scusate se io non credo al giornale di carta, non credo al giornale online, credo all'informazione distribuita su piattaforme diverse, ce n'è 4 attualmente, 1, 2, 3 e il giornale di carta. Il giornale di carta siamo d'accordo che non lo legge più nessuno, ma non perché è fatto male, perché nessuno lo utilizza più, cioè è bellissimo, è una roba meravigliosa, è come venire a Cortina con la Corriera, io l'ho fatto oggi, ma è scemi, cioè un ragazzo di 20 anni non lo legge, per cui io devo essere bravo a trovare le forme, e sicuramente i nuovi editori sono più bravi di noi. Noi se abbiamo, io non voglio essere pessimista, perché forse ha ragione Massimo, un po' sì. Il messaggio arriva. Oh, il messaggio arriva, l'impero romano quando finì non è che ballavano tutti, io credo che l'informazione a pagamento sia un lusso per pochi, credo che il Corriere della Sera rimarrà, ma rimarrà con 80 giornalisti, 70, forse c'è Bezos, Washington Post se l'è comprato come io mi posso comprare uno skateboard, sento una soddisfazione, cioè Bezos l'ha pagato 12 milioni, per lui non so niente, poi lui c'ha un device, c'è il Kindle, lui dentro ci può mettere dentro gli articoli, clicchi e ti compri la roba, ma lui lo sa fare, se si mette a fare la RCS non lo sa fare,
perché non ha la tecnologia per farlo. Per cui io penso che RCS forse magari tra 10 anni la compra Google, sicuramente non saremo 300, saremo 100, ma è perché è un principio dell'informazione. Non è necessario, insomma, la penny press ce l'ha insegnata a tutti, no? Non è detto che debba andare sempre avanti così. Io credo che l'informazione non morirà mai, io riporto la testimonianza di Coca-Cola, ma che le forme di distribuzione tradizionali ormai sono andate. E per cui scusate, ero depresso, no? Via. Ma per continuare sulla depressione, ma No, più idee o più soldi secondo voi? Cioè, se avessimo fondi. Ma tu hai capito? Politico nasce per fare solo cronaca anticipata, molto profonda a Washington della politica, e poi si sposta, apre anche a Bruxelles, dove intendono arrivare a 230 giornalisti e hanno credo adesso una cinquantina e continuano a assumere. La punto di forza chiave di Politico è stata questa newsletter che facevano alle 6, ne fanno tuttora alle 6 di mattina, perché pensano, e in effetti a quanto pare è vero, non ne conosco, cioè non li frequento, gli uomini potenti alle 6 sono già svegli. Che sei un demagogo. Queste persone alle 6 vogliono già avere settata, diciamo, la direzione della giornata, la cosa in più da sapere rispetto agli altri, o comunque la cosa che non possono non sapere anche loro se la sanno gli altri, e questo è effetto rete. Diventando questa cosa qua, a un certo punto questi qua sviluppano queste newsletter a un livello tale che ci sono delle newsletter, chiamiamole così, di Politico, per le quali c'è un abbonamento annuale di $100.000. Cioè, vuoi che non si riesca a inventare un metodo per fare soldi? Sulla buona macchina questa. Cioè, voglio dire, ci sono delle persone che pagano questa cosa. Cos'è che funziona nel newsletter di Politico? Io ne ricevo 2 o 3, non da $100.000, che ogni giorno hanno un approccio molto verticale, e quindi per esempio io ne ricevo una che parla di quello che succederà quel giorno a Bruxelles, quindi della politica europea, una che parla dell'energia, solo dell'energia e di quel che l'Europa sta decidendo in termini su questi temi, e una che parla solo di tecnologia, di quel che l'Europa sta trattando su questi temi. Riescono ogni giorno ad avere almeno una cosa, e io ricevo più o meno notifiche da un centinaio di siti che non ho letto da nessun'altra parte. Ecco, questo fa la differenza. Quando io parlo di giornalismo, quando dico perché continuiamo a ragionare sulla fettina di torta piccola senza pensare che la rete ci ha aperto un mondo enorme, penso esattamente a questo. Ma secondo te come fanno ad avere quel pezzettino in più? Tanto non dormono. Dormono poco e lavorano molto, e hanno messo persone di qualità, ma io credo che ci siano persone di qualità in tutti i giornali a fare, non a dare una rappresentazione del mondo sfocata quale poteva dare un giornale fino a 20 anni fa, quando la risorsa scarsa era l'informazione. Ora la risorsa scarsa è l'attenzione, quindi non è che noi dobbiamo fare un giornale solo di energia, solo di politica, solo di cultura, noi dobbiamo dare un giornale che rappresenti il mondo. Però per esempio questa mattina, ieri sera quando si era in chiusura, c'è stata la cosa di Certalunga, no? Quindi questo terrorista ha sparato nella base di Marina, ha ammazzato le persone dei piedi. Discussione, noi avevamo fatto una scelta diversa da tutti gli altri, infatti oggi nessuno aveva la nostra prima pagina, di mettere una foto dell'aereo caduto in Ucraina l'anno scorso e sotto una foto dello stesso posto fatta oggi, dove si vede che praticamente è come se non fosse accaduto nulla. Titolo di quell'MH17, di quell'aeroplano delle famiglie, è come se non fosse sparito nel nulla. No, un anno dopo non è successo nulla, con un'inchiesta fatta su questa roba. Allora, discussione tipica che capita in redazione a quell'ora, che si va, sicuramente questa è una roba che ci abbiamo solo noi, ci mettiamo nella foto la cosa di Certalunga, oppure
abbiamo scelto di metterla vicina perché tanto quella è una cosa che avrebbero avuto tutti. Al volo è stato fatto un pezzo, ovviamente è stato fatto un pezzo, ma non è un pezzo che ha la profondità e la capacità di fare la differenza, ne siamo tutti consapevoli e abbiamo deciso, magari sbaglieremo, però questa cosa è nostra, puntiamo su questa cosa. Ecco. E questo è il coraggio, secondo me, che ci vorrebbe. Quando alle grandi piattaforme, agli 0,8 secondi che oggi sono la nostra croce, la nostra delizia, e ti capisco perfettamente perché per anni ho avuto l'ossessione di quegli 0,8 secondi e di quale dovesse essere la parola da mettere nel titolo per arrivare prima degli altri, eccetera, eccetera. Quindi cioè, non sono dalla tua parte, di più. Tranne sul fatto, sono venuto in Corriere anch'io, mi sento... Ma in Corriere? No, è venuto in Corriere anch'io, in autobus anch'io, non mi sento... Anche lei? Ecco, quindi vabbè. Anzi, penso di aver salvato un po' di CO2, di alberi, eccetera, eccetera, seconda cosa populista la sera. Però, ecco, il punto chiave è che io credo che si possono anche dare dei segnali di qualità ai motori. E per la prima volta, lo dicevo prima nella conversazione che abbiamo avuto poc'anzi, poi devastata da una così incontenibile, quindi non si è più riusciti a parlare in alcun modo, è che per la prima volta le piattaforme digitali sono interessate anche alla qualità. Sanno che non è solo il clickbaiting, cioè il click ossessivo, ma che i contenuti di qualità servono anche a loro e se in qualche modo non c'è qualcuno che li fa, perderanno anche loro. Quindi da questo punto di vista credo che per la prima volta ci sia la possibilità seria di inserire dei segnali di qualità. Ad esempio andatevi a vedere sul web, c'è una cosa che si chiama Trust Project, non a caso uno di quelli che l'ha lanciato è un signore che lavora a Google, si chiama Richard Gingras, è responsabile della parte news, è responsabile della parte news, ho detto è responsabile della parte news, che dice stabiliamo dei segnali con i quali le testate per la prima volta ci possono dire non solo se sono arrivati prima a copiare quello che ha fatto qualcun altro, se hanno indovinato la giusta cabala di parole chiave e quindi il loro pezzo salirà perché hanno messo in ogni paragrafo la parola che sta cercando le persone, sebbene mettere le parole che stanno cercando le persone non sia proprio una cosa così peregrina, ma inviamo al motore anche dei segnali che dicono che su quella cosa abbiamo investito perché ci abbiamo messo una persona a scrivere, 2 persone a fare l'editing, un'altra persona che ha ricontrollato tutto, abbiamo delle foto esclusive, e questi segnali in qualche modo possono essere leggibili dalle macchine. Ecco, questa per esempio è una cosa diversa da tutte quelle che si sono sentite finora. È una cosa che apre una questo è lo sottolineo perché nella dinamica della rete i grandi successi sono quando non una persona o una struttura fa la cosa giusta e basta da sola, ma quando quella cosa viene riconosciuta dalla rete e genera vantaggio all'esterno tale per cui si forma una sorta di situazione win-win perché rende quel fenomeno una valanga, no? Una piccola pallina che poi diventa una valanga. Adesso non voglio dire queste cose cortine, montagna magari no, però il punto è questo: quando si parla di piattaforme come Google e di giornali dovremmo ricordarci che queste due strutture hanno l'interesse in comune, non l'interesse opposto, perché Google in quanto motore, a parte le altre cose, ha valore solo se ci sono delle cose che la gente vuole trovare, e le cose che si trovano, che si fanno sulla rete hanno valore solo se si possono trovare. Quindi le due funzioni sono simbiotiche, crescono insieme. Qua abbiamo fatto questo discorso qua da 20 anni, ma fondamentalmente è sempre la stessa cosa, perché la rete funziona così. Ci sono poi tanti altri fenomeni, bisogna inventare nuove categorie di piattaforma oppure nuove strutture identitarie delle destinazioni, ma la cosa funziona così. Mi sono tolto anche un sassolino su uno degli autori di Eretici Digitali che a questo proposito non era del tutto convinto, però fondamentalmente l'evoluzione a questo livello qua è passata di grado, cioè mentre prima era soltanto traffico adesso è qualità, e questo è molto significativo per noi. Ecco lui. Sì, volevo dire una cosa, intanto volevo tranquillizzare i miei colleghi che sono venuti in
dire che il CO2 che avete risparmiato voi l'ho consumato io, venendo in macchina, lo consumo molto, quindi siamo pari. Siamo a zero però. Poi volevo fare una riflessione su quello che fa politico, perché io credo che sia esemplare di come i nostri editori, i nostri direttori, io tra questi parzialmente, abbiano tutto sommato poco coraggio, perché il politico sbarca a Bruxelles. Bruxelles è un posto che molti di noi hanno considerato come la retroguardia dell'informazione, un posto dove semplicemente una burocrazia stabiliva delle ciliegie dove estrarre un certo diametro, per cui ci consentiva ogni tanto di fare un pezzo molto divertente spiegando: guarda un po', anziché risolvere il problema dell'occupazione si occupa di quanto devono essere grosse le ciliegie. Invece ora hanno capito che Bruxelles è un centro decisionale, e quello che è successo in Grecia adesso lo ha dimostrato, perché al netto del caso greco ha dimostrato come la struttura europea sia una struttura quasi in frantumi da un punto di vista istituzionale, e che probabilmente nei prossimi anni farà ulteriori grandi rivoluzioni che riguarderanno la vita di tutti quanti i giorni. L'altro punto che abbiamo toccato è il coraggio, appunto il coraggio di avere una relazione con Bruxelles e ci racconti quello che effettivamente succede, che noi non abbiamo, i nostri editori probabilmente non hanno, perché non ritengono produttivo, e il coraggio di scegliere delle notizie che non sono le notizie che hanno tutti, no? Perché giustamente dicevi, io vedo il sito e poi vedo, accidenti, questa cosa non l'abbiamo, perfetto, ma se la notizia è un sito e quella notizia è il TG1, penso che abbiamo perso tutti e due, perché loro che domani comprano un giornale o vogliono essere informati, si dicono: ma cosa me ne frega di questa roba, la so già perché mi avete bombardato tutto il giorno. Allora, avere il coraggio cosa significa? Significa trovare anche delle formule diverse per le notizie, ed è molto difficile, ritorno alla paura dei nostri editori e dei nostri direttori, facendo un esempio che secondo me è un classico. Come forse vi ricorderete, il fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, ha fatto un'intervista a Papa Francesco, la prima intervista. Perfetto, abbiamo questa intervista alle 19 di sera, nasce il problema: cosa ne facciamo? La lanciamo alle reti alle 10:30? La diamo alla rassegna stampa? Qualcuno, non dico che dice no, assolutamente, altrimenti ce la possono copiare. Ora io dico, mi sembra non è possibile che una notizia data in rassegna stampa a mezzanotte e un quarto provochi nei vaticanisti dei giornali concorrenti un'elezione che si comporta a chiamare il Vaticano e fare: santità, scusi se la disturbo, se la sveglio. Mi dispiacerebbe dare anche a me qualche battuta di quello che ha detto? Impossibile. Secondo me quella avremmo dovuto lanciare l'esclusiva alle 19:30 sul sito internet, perché nessuno l'avrebbe mai copiata e perché noi avremmo avuto sicuramente il giorno dopo, mettendolo anche sulla carta, un vantaggio ulteriore rispetto a quello che abbiamo avuto. Quel giorno dopo vendiamo 80.000 copie in più, perché abbiamo dato la notizia nella rassegna stampa di mezzanotte. Se l'avessimo data prima avremmo invogliato la gente. Come vedi, il tempo che fa la differenza. È il tempo che fa la differenza. Anche il tempo che fa la differenza. Quando va a comprare un giornale, come spiegavo lui, non la va a comprare perché sono tutti quanti stesi come i panni, dice questo non mi piace, quello, oggi prendo quello, no, lo compro perché sono fidelizzato, non so cosa c'è dentro. Se lo so, magari posso essere invogliato a comprarlo anche il giorno che sono stanco, arrivare lì, o comunque a leggerlo a pagamento sul sito, fare un abbonamento a un solo numero della versione che diamo sull'iPad. Ecco, questo coraggio però la nostra classe dirigente, in mezzo agli editori prima, anche i direttori, non ce l'ha, e questo sicuramente penalizza uno sviluppo molto più moderno dell'informazione. Ci posso dire subito una cosa? Scusate, credo anche, condivido al 100%, stamani l'ho invidiata per l'apertura della stampa perché è una bellissima idea, e credo che anche i colleghi siano molto colpevoli di questo, perché siamo tutti molto restii ai cambiamenti, perché mettere in discussione il nostro ruolo, il nostro modo di lavorare, le nostre regole, io lo vedo senza giudizi di valore, perché poi le persone hanno un'altra qualità rispetto a quelle professionali, ma trovo che si sia noi probabilmente anziani nel modo, e pensiamo che la strada sia quella. È difficile avere la forza per noi ancora, ed è una cosa che io provo a fare quotidianamente. Stamani ho chiesto, avevamo gli scontri, che è una cosa piccola, non è l'intervista al Papa, avevamo gli scontri video di Roma degli immigrati, con Casa Pound, avevamo una diretta che avevamo noi Sky, perché il fornitore ce la fornisce, che sono ancora che Sky è solo nostra. Ho dovuto discutere con mio collega di giovedì per dire: andiamo d'apertura su questo, perché anche per noi siamo vittime noi stessi di un meccanismo che ci ha abituato, e gli sembrerebbe dell'agenda setting, a dare per scontato che certe scelte devono essere quelle. È vero, sicuramente gli editori hanno molto, ma io riscontro anche nei colleghi, è inutile che vi dica, perché chi di voi ha lavorato in guerra lo sa, per quanto tempo c'è
stata l'idea che ci fossero giornalisti di carta e giornalisti digitali. Questo mi sembra una roba che io da 10 anni ci rido sopra, e quando non mi ricordo chi mi ha detto il ruolo, io di giornali credo il ruolo non debba esistere più, cioè quando dicevo editore di te stesso, che uno deve essere in grado di lavorare su tutte le piattaforme. Noi stiamo sviluppando un sistema nuovo per l'aggiornamento dell'edizione digitale, e la difficoltà maggiore che ho io è di convincere gli altri colleghi a lavorare su quello, che la gente continua a mandare le mail con i pezzi e non si schioda, e ti sembrano cose banali, ma tu sai che nella pratica sono cose importanti, cioè lavorare sul sistema editoriale o inviare una mail. La mail è la cosa più vecchia, ce l'abbiamo a disposizione, 20 anni c'è le mail, e questo è un retaggio anche nostro, perché nessuno si rimette. Oppure chiedere a un collega di farti uno stand-up in video. Per i colleghi della RAI è assolutamente normale. Io mi sono trovato a chiedere satellite, comprare satellite per Charlie da Parigi e andare in diretta con dei colleghi, che alcuni volontari, alcuni riottosi, perché oggigiorno se hai la sfida di nessuno ti chiede di girare un video, montarlo e fare l'editing, perché però bisogna tutti mettere in discussione, e forse non lo facciamo abbastanza. Anche nelle scelte, la questione di aprire tutti sulla stessa cosa è difficile da chiarire, perché c'è dei giorni che è normale se si apre tutti sulla stessa cosa, ma avere il coraggio, noi e Repubblica e la stampa, che ci guardiamo magari 30 volte al giorno reciprocamente, di imporre, certo quando uno poi ce la tiene, perché poi la verità è anche in tutte le moderne tecnologie, chi c'ha la notizia vince, insomma, quando uno c'ha la notizia sua se la tiene anche tutto il giorno, perché vede le condivisioni, vede il traffico, vede il genere. Il problema forse oggi è avere anche le notizie, perché sono talmente tante le fonti di informazioni che la notizia proprietaria oggi è veramente difficile. Questa multidisciplinarità che dici. Prego. No, perché scusate, è un po' polemica, però cioè, ultimamente state parlando un po' fra di voi. Sì. Cioè, questo devo dire che voi noi l'hanno fatto. Quindi c'erano anche dei ragazzi giovani che forse se aveste un po' aperto il dibattito, magari l'interlocutore, l'utente, il destinatario del messaggio, penso sia il nostro panico, il vostro, perché io purtroppo faccio ufficio stampa e ufficio pubblico, quindi purtroppo è molto limitata la mia capacità di informazione, cosa che invece vorrei vedere moltissimo, vorremmo vedere. Allora io ti chiedo, prima di tutto bisogna vedere l'utente, che cosa vuole, lo chiedo prima, cosa siete disposti a pagare? Ve lo prima voi, lo dico. Noi che è il messaggio, cosa dobbiamo, cioè chi è a chi ci rivolgiamo, quale potrebbe essere il loro interesse, che cos'è che gira nella società che può interessare davvero, cosa può essere un valore non solo monetizzato, non deve quanto altro, che parlare di mercato. Questa è colpa mia, loro no, questa è colpa mia, questa la prendo tutta. No, questo è colpa mia. Però questo mercato, ma l'etica dell'informazione, il vedere che abbiamo davanti, non è c'è questo vostro collocare l'interposto, non è emerso. Cioè secondo me il giornalista, stiamo facendo questi corsi, no? Si parla di ontologia e di etica, tirate un po' fuori di etica, ecco. Il valore che ha il messaggio può anche avere un valore appunto etico, educativo nei confronti dei giovani, non lo so, parlate chi arriva la notizia prima, chi la dà dopo, porca miseriaccia, ma il web dà talmente tanto vomita informazioni che l'utente se ne sbatte altamente di pagare, era quello che... scusate, se ne sbatte di pagare, perché io devo pagare? Quando vedo mia figlia, cioè loro danno le notizie, non si pongono il problema del giornalista poveraccio, che è un altro problema sociale gravissimo di quante testate vanno a casa i giornalisti. E anche di che informazione si dà? No, voglio dire, ma parlate anche di questo, è importante appunto. Cercare di catturare il giovane, perché il giovane non deve leggere il giornale, dove è scritto? Per quale motivo? Nelle scuole si fanno leggere il giornale. Perché i giornali sono fatti dai vecchi. Esatto. Io passo per uno giovane, ho 50 anni, non ci sono ragazzi. Nelle scuole ormai hanno le lavaglie digitali. Non è vero, io che non si leggono in una piccola città, i giornali nelle piccole città si leggono e come? E si discute al bar, e se ne parla, i giornali vengono letti. No, ma infatti no, voglio dire, le piattaforme, però voglio dire, c'è anche quello della carta stampata, ma siccome avete una modalità di video, cioè talmente tanto bella questa informazione. Io purtroppo con D'Agostino ho sparato tante cavolate oggi, però una cosa è vera, cioè è vero che
certo Così, voglio voglio dire, abbiamo mi è spontaneo perché ovviamente Russo, ora io stavo leggendo una cosa importante, Russo mi pare, abbia tirato fuori, cerchiamo dei nuovi forme, no? Mi pare che una domanda nuova bisogna cercare di realizzare. Informazioni con le relazioni, questo è detto, cioè di relazione con l'utente. Quindi questo è il punto nuovo. Guardate che abbiamo. Scegliamo i giovani, scegliamo i vecchi, scegliamo i disgraziati che non fanno il lavoro. Cioè voglio dire, Io che sono populista l'ho detto. Scusate, Io ho una voglio dire perché è tutto il giorno che sento parlare del mercato, mi sono rotta di sentire parlare del mercato. Bisognerebbe che si cambiasse un po', si fa sempre il mercato del lavoro, il mercato, l'esigenza del mercato, quando dobbiamo vabbè, adesso abbiamo capito, è chiarissimo. No, abbiamo capito. Voglio dire, l'ho detto, spiegato, e mi sembra che molti di noi l'abbiamo. Ma non poteva rompersi mezz'ora fa, perché adesso cioè, si rompe a 5 minuti dalla fine, non possiamo raccontare questo. Io ho una cosa da raccontare rispetto a questo, che è sicuramente non risolutiva, però per dire quante possibilità abbiamo smettendo per l'appunto il lamento. Uno dei problemi della rilevanza di un giornale è che effettivamente sia riconosciuto come un luogo con il quale ha una relazione il pubblico. Noi abbiamo, diciamo, come Nova, dei lettori più giovani della media del Sole 24 Ore, ma ne vogliamo avere di più di giovani. La seconda osservazione è che il più giovane redattore di Nova è più vecchio del Presidente del Consiglio. Questa cosa non fa bene a parlare con i giovani, però terza cosa, non assumeremo dei giovani per motivi che sfuggono al mio controllo. Questo non significa che sia finita la storia. A me è sembrato una bella idea trovare degli sponsor di pochissimi soldi per pagare delle borse a dei ragazzi neolaureati, non per imparare a fare giornalisti, ma per fare la seguente esperienza. Loro non devono pensare di diventare giornalisti con questa borsa, devono pensare di imparare a fare un'esperienza nell'ambito del nostro mondo, che è quello dell'innovazione, quindi fare per 6 mesi il giro del loro territorio per trovare innovatori. Per trovare innovatori, bussare alla porta, presentarsi come neolaureati, probabilmente avrebbero qualche difficoltà, noi gli diamo la carta di scrivere su Nova. Per andare a cercare i veri innovatori del loro territorio, non glielo dice Nova, non glielo dice lo sponsor, glielo dice il centro di innovazione principale del suo territorio. Per esempio a Torino c'è l'ITREP, che è un incubatore di start-up del Politecnico di Torino, a Genova c'è l'IIT, che è il grande istituto di ricerca di Genova, a Pisa il centro di studi dell'Università di Pisa sui big data, a Napoli c'è il centro di design della microelettronica dell'ST, a Perugia c'è l'Università per Stranieri, a Bologna c'è Kilowatt, a Venezia c'è l'Eichfarm. In queste città, oltre a Milano, ci sono 2 o 3 borse che sono state offerte da terzi, sono banche eccetera, a questi ragazzi che per 6 mesi fanno il giro del territorio alla ricerca di innovazioni con la mentorship di quelli che ho detto per scriverne su Nova. Ne escono con un bagaglio di conoscenze significativo per quanto riguarda l'innovazione, conoscono qualcuno in più che potrebbe diventare loro partner per lavorare nell'innovazione e hanno anche minimamente imparato ad esprimersi, cosa che non sempre usciti dall'università sanno fare. Non è rispondere al problema della rilevanza dei giornali, però il passaparola di dire Nova c'entra con me almeno un po' per un'esperienza di questo tipo è una questione interessante. Questo tipo di cose, nessuna di queste singole cose è la ricetta definitiva, ma tante di queste cose possono spostare l'asse del problema. Posso fare anche una replica? Io capisco il fastidio che può aver dato il fatto che abbiamo parlato di mercato e non di etica, però volevo... questo è un discorso globale. Sì, volevo fare solo 2 era una riflessione mia
due piccoli esempi per far capire che mercato e etica non sono poi due cose così lontane per il nostro gruppo. Vi faccio due esempi. Una coppia di stilisti molto famosi sono stati condannati per evasione fiscale, non hanno gradito il tenore del pezzo che raccontava la storia e ci hanno tolto diverse decine di milioni di pubblicità. Lo stesso è accaduto con una grossa compagnia di assicurazione che non gradiva i commenti su una grossa e rilevante operazione finanziaria che avevano fatto. Ora, è qui che si sposa l'etica del mercato, come provavo a spiegare all'inizio, perché se un'azienda è sana non ha paura di queste ritorsioni, ma se un'azienda è in bilico e ha dei conti, come purtroppo quasi tutte le aziende editoriali italiane sono, non propriamente floridi, rischia di dover cedere a queste persone. Noi non l'abbiamo fatto, non l'hanno fatto sicuramente niente altri colleghi, però è qui che la difesa dell'etica è importante. E questo, quando parliamo di mercato, parliamo di necessità di avere dei conti sani, perché questo significa indipendenza di giudizio e di valutazione, non siamo così penali. Ecco, io voglio raccogliere invece la provocazione. Prima ho fatto una domanda ma nessuno mi ha risposto. Perché che cosa vorreste leggere e che cosa vorreste sentire? Intanto. Scusi, lei si rivolta a noi dicendo, noi siamo professionisti, voi siete cosa? No, io ho detto così. No, assolutamente. Io lo chiedo. Io lo chiedo, l'ho detto, lo chiedo a. Mi dispiace, siamo professionisti anche noi. No, ho detto mi dispiace, ma io non ho detto lei ha parlato questo. di spartiacque, vero? Io ho parlato di pubblico. No, io ho detto, lo chiedo soprattutto a chi non è appunto del mestiere, perché è del mestiere. Siamo tutti del mestiere. No. Va bene, allora l'ho chiesto, comunque l'ho chiesto, io ho detto chi. Io stiamo facendo un corso di formazione. Siccome era un incontro anche aperto al pubblico, poteva essere. Scusi, siccome era un incontro anche aperto al pubblico, io mi sono rivolta a tutti. Comunque, allora lei che cosa sarebbe disposta a pagare? Cosa le interesserebbe leggere? Ma guarda, io leggo tutto. Cioè, Ma che cosa le piace e cosa non le piace? Così ho tempo, leggo tutto e guardo tutto perché è una ricchezza quello che c'è adesso. E su quello sono pienamente d'accordo con Agostino. Noi abbiamo una capacità di non possiamo, soltanto noi delle democrazie che abbiamo in quella, farci un'idea in base a queste enorme vomite, scusate il brutto termine, di informazione, perché sono lì che possiamo conoscere, filtrare e capire se andare nei siti più che mantengono le promesse, come che rappresentati dei grandi giornali che oltre ad essere carta stampata sono appunto web, e noi che l'utente fa questo. E così arriva forse più possibile perché qual è la funzione giornalistica? Possiamo sentire un giovane? Possiamo sentire un giovane? Possiamo sentire un giovane? Allora, come ha detto benissimo lei, se ha tempo legge tutto. Come? Se ha tempo legge tutto, ha detto, no? Mi contraddice. Se ha tempo lei legge tutto, giusto? Certo, io tempo cerco di Ecco, noi giovani riusciamo. i padri malati e la Signora, le ritirano i 2 punti. 2 punti, sì. Ha ascoltato la battuta, non avevo capito. Allora, appunto, come Facciamo parlare che necessitiamo di tempo. Noi giovani vogliamo acquisire tanto in poco, per cui che tipo di informazione vogliamo? Vogliamo un'informazione rapida, senza troppe altre cose. Però comunque una cosa che caratterizza i giornali, e come stava dicendo Luca De Biasi se non sbaglio, esattamente i giornali sono caratterizzati da un particolare range, come ben sa. Ovviamente tipologia di persone, un particolare tipo di persone, ad esempio se puntano su una fascia medio-alta dirigenziale, facciamo un esempio su un target, range in termini statistici. Grazie. Allora, se loro puntano su quel particolare tipo di range, ovviamente cercheranno degli articoli più lunghi che danno qualche informazione in più, appunto. Ad esempio ha detto, non mi ricordo chi, che alle 6 di mattina lanciano le breaking news dopo tutte quante serie. Politico. Esatto. Noi giovani, esattamente come ho già detto, cerchiamo un'informazione molto più veloce, quindi ad esempio cosa possiamo leggere? Cose online che non siano più di 10 frasi, penso. Le faccio 2 esempi stupidi: il Post, che non fa articoli tanto lunghi se
non quando devi spiegare delle questioni internazionali molto importanti, che non si lascia tralasciare tante cose, oppure Vice, che ne è stato parlato anche oggi con Google, appunto, e prende un target diverso. Questo vogliamo nei giovani. Io ho risposto anche alla sua domanda e alla domanda che avevamo posto prima. Io parlavo giustamente, siccome siamo tanti come te, c'è il giovane, c'è il vecchio, c'è il ricoglionito, c'è il malato, voglio dire, c'è tanto di persone, non capisco, cioè non capisco perché non sono volta lì, forse è l'opposizione, cioè però non mi sono contrapposta a questo, tu figli del Senato, assolutamente. Non volevo fare una domanda quanto spezzare una lancia, perché si è parlato dei quotidiani, io in realtà rappresento le TV locali che non se la passano bene per niente, che si fanno gli stessi interrogativi. Da un annetto il mio editore ci chiama, ci guarda in faccia e ci dice non serviamo più a niente, cioè anche l'informazione di vicinato che rappresenta magari la forza dei quotidiani locali per le TV locali non basta più. Quindi noi abbiamo il know-how, abbiamo la capacità, la conoscenza di fare tante cose, ma, e tu me lo confermi anche nelle TV nazionali, anche in Rai, passano cose raccattate dai cellulari, da persone che fanno delle immagini, un imbarbarimento, dico io, quando i miei tecnici vedono le immagini che facciamo noi con le videocamerine, dicono questo non è professionismo, non è qualità, quindi abbiamo la qualità ma non paga, abbiamo le notizie del territorio ma non pagano, e ripeto, il mio editore ci guarda e ci dice cosa facciamo, cosa ne sarà di noi questi belli studi, queste belle capacità che abbiamo creato. Quindi per me questo dibattito è molto utile perché lo declino alla TV e non alla carta stampata, ma quando loro si domandano come facciamo ad attirare i giovani, noi attiriamo gli anziani con le trasmissioni di liscio, perché in Emilia Romagna liscio la palla padrone, ma scusate, faccio il TG, a me della finanziaria non me ne frega niente. Per cui io invece ti ringrazio, non ho trovato la risposta, lunedì quando torno in redazione non so cosa dirò al mio editore. Mi è risultato particolarmente interessante quello che diceva prima del Sole 24 Ore con i cavalieri confusi, non mi ricordo il nome, ho beccato del vino a cena, e rispetto al fatto che la professionalità è un punto e i vari sistemi per diffondere le notizie sono un altro, la capacità di filtrare è un altro, manca quel mezzo ultimo, no, che possa valorizzare e condensare tutto. Forse quando avrò svelato questo arcano potrò parlare al mio editore. Grazie. Allora, io intanto vi ringrazio, penso che accogliendo ovviamente le rimostranze di tutte abbiamo cercato, magari non ci siamo riusciti, di fare un po' comunque di chiarezza su quantomeno dove andremo oggi, perché di domani ormai non si parla, e quindi oggi immediatamente. Voglio solo dire una cosa, noi cerchiamo ancora, e speriamo di riuscirci noi tutti professionisti, di cercare di limitare questo vomito di informazioni come è stato detto, quindi diciamo che quello che noi ci mettiamo di idee, di professionalità, e speriamo che passi, è proprio quello di vagliare, di cercare soprattutto di dare un'informazione che tenga anche conto dell'etica. Qui non si è parlato solo di mercato questa sera. Grazie a tutti.